Per il quinto anno consecutivo torna Sicilia in bolle, la manifestazione che ha acceso i riflettori sul mondo della spumantistica in Sicilia. L'evento organizzato dalla delegazione AIS di Agrigento con la collaborazione di AIS Sicilia si svolgerà il prossimo 30 giugno e il 1 luglio tra Realmonte e Agrigento. Diversi momenti in programma in cui protagoniste assolute saranno le migliori selezioni di vini in metodo classico e Charmat, prodotte nel territorio siciliano, ma non solo. Quest'anno infatti, oltre alla rinnovata presenza dell'Istituto Trento DOC, verrà svolta anche un'esclusiva degustazione di champagne. A oggi sono più di 40 le cantine siciliane che hanno confermato la loro presenza a quello che è diventato negli anni uno degli appuntamenti più attesi di AIS Italia. Per l'occasione sarà presente il presidente dell'Associazione Italiana Sommelier, Antonello Maietta. Tra gli ospiti d'eccezione anche Alessandro Torcoli, direttore della rivista Civiltà del Bere, Roberto Anesi, migliore sommelier d'Italia del 2017, ed è stata ufficializzata anche la presenza di un canale televisivo Sky dedicato al mondo del vino. Tante le novità che riguarderanno questa edizione, come la partnership stretta con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, patrimonio unico e prezioso del territorio agrigentino. Proprio per questo si è deciso di svolgere il convegno inaugurale della manifestazione il prossimo 30 giugno a Casa San Filippo. Sicilia e Trentino, due grandi territori a vocazione enogastronomica. Questo è il tema sul quale importanti relatori del mondo enologico italiano si confronteranno per porre l'accento su due realtà molto diverse ma entrambe in forte crescita. Altre novità di Sicilia in Voglia sarà il numero di masterclass che si svolgeranno in questa edizione, non più 2 ma ben 4 i momenti di degustazione previsti presso il ristorante Madison, la suggestiva sala ricevimenti affacciata sulla scogliera di Marna Bianca più famosa d'Italia, la Scala dei Turchi. Nello specifico, 3 masterclass si svolgeranno nel pomeriggio del 30 giugno con focus su accurate selezioni di metodo classico siciliani e una degustazione orizzontale di millesimato Trento DOC, mentre il 1 luglio si svolgerà una speciale masterclass sul mondo dello champagne. Il momento conclusivo della manifestazione si svolgerà nella serata del 1 luglio, sempre al Madison, con numerosi banchi di assaggio delle cantine partecipanti che proporranno le migliori bollicine siciliane da conoscere e degustare, accompagnate da uno speciale buffet curato dallo chef Antonio Di Caro, e dopo la mezzanotte si darà il via al night party che vedrà invece come protagonista l'Etna Gin dell'azienda Amarcardo.